Stiamo con le sbrissie. Gradi stamattina, molto bene. Le mie dita non sono tanto contente, però va bene, dai. Alla fine siamo il primo giorno d'autunno, quindi oltre i 1000 metri ci sta. Che posto. Qua si lanciano il parapendicchio e i tasi. Ciao. Ciao. Passo Popi. Questa strada è di un rilassante, cazzo. Arrivati a Bocchetta Pau. Ciao. Si arriva sulla zona più panoramica di tutto il giro.
Monte di Lugo di Vicenza, Monte Corno. Usico. Deviazione forzata, dove è mezzo cazzo. Consiglio va sulla partita. John Deere, GG1, la FZ spaziale. Fondo un po' distrutto, però col motore si va su. Il motore. Ripido mi dicono. Qua? Tu mangi bene questo. Basta, sto fango di
Senti che profumo, cazzo. Uno scavamento puro dall'acqua. Fiumi del Giara. Sia caldo o freddo, cerniera quella sparia. Vedere qua. Se è una pista per le mountain bike, se uno non rimane dove si coppa. Puttana di salita. Basta questo fango maledetto. Del verticale, ecco. Vedo la strada, vedo la strada. La strada di Ghiaia, la strada di Ghiaia. Osservatorio di Cima Ekar.
foglie di grana. Spaziale. Riprendiamo. Come direbbero gli spagnoli. Yuhu! Che figata. Voglio una casa qua nel cazzo. Cavolo, mamma mia, che disastro. Siamo ad Asiago, in centro, si vede Rosario. Schiva la bozza, schiva la bozza, oh fangazza, che palle sto fango maledetto.
Porta Clemle, passaggio stretto, ok, ma molto divertente però. E D'Aguila tra merda e fango ancora. Ciuff ciuff. Meno 46 gradi qua dentro.